E la prima di queste collezioni è una collezione dell'Istituto Moda di Palestrina, il cui tema è la tridimensionalità della couture. Come potete capire, essendo un concorso, siamo chiamati a leggere la scheda per non fare torto a nessuno, diversamente da prima, e lo facciamo per essere proprio ineccepibili. Sono 8 gli outfit presentati tra qualche istante sulla passerella, ispirati al nero e al rosso, colori simboli dell'alta moda, declinati sul trend della tridimensionalità in laboratorio. Sobrie trasparenze, vedo non vedo, décolleté, corpini arricciati, plissé in tessuti di peso diverso, lavorati con pizzo, crêpe de chine e organza nei 3 completi neri, i cui primi 3 dovrebbero essere quelli di Lamia Belloir, se non erro, Infatti, poi saranno seguiti dai modelli di Eleonora Marini, che presenta raso brie stretch, linea affusolata, intrecci di lembi e gocce di chiffon con tocco di glamour Swarovski. Dopo di ciò finiamo col design 3D e maxi volumi, dinamica futurista, gonne a balze, scollature asimmetriche, lavoratoria a intarsio per i capi rossi e neri di Alessandra Ingretolli. L'Istituto Moda di Palestrina. La mini collezione di Lamia Belloir. E adesso Eleonora Marini. E adesso in rappresentanza dell'Istituto Moda Palestrina
L'ultima mini collezione, quella disegnata da Alessandra Ingretolli. Ed eccola Alessandra Ingretolli, eccola qui. Complimenti ad Alessandra, e con questi due abiti si chiude la prima parte del concorso con il momento dell'Istituto Moda di Palestrina. Get at me for beats, yo.